di a Vabriguccia. Siamo qui per parte non tu a una tematica che ci primuredia a tutti, l'ecologia. Ne parleremo bella sicura gustanto uno stromo di bulizie. Sai che io andiamo a Vabriguccia, faccio composto. Scucineremo un piatto particolare, andremo a trovare Leandro in casa Zoia. Tito di noi ci ha approntato un bello disegno per uso di tutto. Un nostro Duruno ci verrà a scoprire un scono di Corsica. La nostra gara Miss Risenbach ci conterà a vola dietro montagne d'oro. Call him a man. Jean-Jean Trombetta ci aspetta per impararci a scrivere qualcosa in lingua corsa, dunque appuntate le vostre mine e i vostri voli di carta. Ci vedremo di nuovo un bello giro in Deo Spazio Group Paxi. Una voce linda da scoprire torna oggi. Libertà. E subito qua apriamo le porte di Vabriguccia. Salute caro Jean-Paul. Salute Francine, vabbè. Che piacere di passare una stonda con te. Soprattutto che oggi hai scelto una bella canzone di Delilna, La Luigi Ridondo. A questa allora mi piace questa canzone, la conosco. Allora, qui faccio parte dunque di un progetto di scuola in festa e hanno fatto un dischetto che si chiama Girasole. E questa canzone, dunque faccio parte di questo dischetto, le parole sono state scritte da Ionter Amurocchi e la musica di Veli Trawalini. Ma questa canzone è veramente particolare, è veramente la nostra tematica d'oggi che è l'ecologia. Sai che questa canzone parla di un aliu che si trova non a un giridon, un giradoggio, e di entrare di perdere tutto il sovrondame per via di evoluzione. Allora pensa appena come è triste questo aliu. Oggi gli facciamo un omaggio. Se tu vuoi accompagnarmi, facciamo sentire la canzone. Sono un aliu e giridondo, è così triste lo mio mondo. Sono un aliu e giridondo, è così triste lo mio mondo. Quando campava per i montigelli, i ricevia tordule e merli, di e malive, colte fragnate si ne vecia, olio a giarade. Magnifica. Triste ma magnifica. È magnifica, è triste, quando lui parla di tutti questi merli che venivano prima, quando era in campagna, ma è un progresso. Ci vuole tenere conto. Ci vuole tenere conto. Allora, sono sicura che questa canzone vi piace anche a voi, come sono sicura che voi siete premurosi e curiosi di sapere tutti i misteri che circondano il nostro mondo. Per esempio, non vi siete mai domandati perché chi ha balma di mani e quelle di eBay non bronzano mai? Volete la risposta? E ora di un nostro spiegami. Che caldo oggi! Spero che ti hai pensato a proteggere le belle dai raggi usole. Ben inteso, porta guanti, protegge domani e usole, ma sai che è impossibile da bruschiare l'interno delle mani? Lascialo di spiegare. A belle io do corpo di fine, fitta di 0,1 mm in ogni parte fuori di un balmo dove la misura tra 0,8 e 1,4 mm. L'interno è domani e dunque quasi 10 volte più zeppo che l'altra parte di un corpo. Se vediamo guarda vicino, crescono i belli in tuvoni, ciughi in dato belle si chiamano i gurnotti bilosi o i vuliguli bilosi. E questi vuliguli bilosi che è prodotta a melamina che dà uso colore scuro a belle. Dunque, quando le sposta a usole, a belle va la melanina per pararsi da usole. Ecco questa magnifica garnatura stagionale. Ora sai come la abbronzato belle a usole, ma è balmi di domani e una bronza non mica. Sai perché? Ecco perché avere all'interno di domani è troppo ora per avere sti fuliguli bilosi. Dunque, mica fuliguli bilosi, mica melanina, mica abbrustiatura. La parola bilosa noi ci faccia pensare al bilone, dunque ai belli. I belli crescono dunque in sti fuliguli bilosi. O da balmo a mano, una fuliguli bilosi? No. E per via di questa, chi? Peli in da mano, tu, un voglio. I fuliguli bilosi contengono anche useio, quella segrezione grassa che dà i bricioli d'acne. Buona notizia, non avrai manco bricioli in da mano. Di grazia. Piccolo
lo riassunto. I belli crescono in tuvunucci che si chiamano fuliguli bilosi. Questi tuvunucci è prodotta a melanina, quella che fa che la pelle diventa scura a sole. Come la pelle all'interno dei domani è 10 volte più zeppa che quella del corpo, è troppo dura per avere fuliguli bilosi. Dunque, mica fuliguli bilosi, mica melanina, mica abbronzatura. Ed è la stessa affare per la pianta di peli. E come per le mani? Pensiamo a lavare i nostri peli. Ah, sì, ma che scombatti qui? Oh, e hai unitato tutto. E tu rispetti mica il contrario di polizia. Ma bella sicura con rispetto. E direi che da qui a 5 minuti non ci sarà più nulla. Ma che fai? Come che faccio? Faccio altra scelta di rumeno sulle di Fabriguccia. Per sapere ciò che tu vuoi dare, non mica. E rumento le siettano tutte. Ma giusto appunto, ma mica non importa come, c'ho la spartale. Per di ste uie bubelle gusti, ci permette di regolare a nostra rumensula. Ma che è importante, ma sai che io sono premuroso dell'ambiente, allora spiegami. Allora, ti già spiega. Vedi, sta bubella d'urchina che tu vedi qui? Yeah. Beh, questa ci dove ha lampato tutti i giochi di carte, riviste, giornali, capisci? Allora, so io questi giornali. E chi è tu qui? Non mi sbaglio mica. E bella sicura che no, vedi che tu capisci, Continuiamo? Allora, dopo questa bubella già la gusti, ma questa ci dove ha lampato tutti i giochi di plastica come se utili, vedi? Il latte, i spruzzi, le lamine, tutti i giochi di cartone. Allora, sai ho capito, a te so io sta utile, sta imballaggio e sta lamina e coi lampo qui. Perfetto. Vedi che ti impari subito. E poi dopo ce n'è una verde, ma oggi ne abbiamo mica bisogno. Questa ci deve lampare tutti i giochi di bedro. Ah, ecco. beh. Ma scusami, sei brava e buona, ma a chi ti va tutto questo? A cosa io? Ma è importantissimo di regolare il rumensole per la pianeta. Infatti, regolare il rumensole ci permette di barrare il vraso di risorse naturali dell'energia. Ah, ecco, è importante, hai ragione. Sicuro. Ma sai che io andavo a Briguccia, faccio composto. Un composto? Cos'è? Il composto è una maniera di trasformare materie organiche in una terra ricca e 100% naturale. Capisco, ma cosa ci metti nel tuo composto? Frutti, legumi, caffè, conchiglie d'oro e infine tutto ciò che si può riciclare. Capisco meglio. Peti a Fabriguccia, si non impara tutti gli ori. Rosa, parla di non imparare. Chissà ciò che i nostri amici maneschi ci hanno da fare come maraviglia oggi. Andiamo a figliare, tocca a te. Che cosa sapere? Un cori di rucchietti. Per fare un cori di rucchietti, ti ci vuole un cartone, una mina, i tesori, una pistola in coda, un buon po' di rucchetti, un vernice. Disegna un cori annanto al cartone. Attenti che li signi regolari i contorni. Appiccica i rucchetti con in coda. L'uni sotto all'altro. Giovati di tesori da dare a misura buona. Che ci vuole ampia a superficie di un disegno sana. Si può mettere un rucchetto lungo ai lunghi più larghi.
A quando Ugo rimpiuto tutto, metti i vernici annanto ai rucchietti. Ora tocca a te. Cari amici di Avabriguccia, vi propongo da trovare un altro amico caro e figlio, Leandro, che ci aspetta in casa sua per parlare in giro la nostra tematica oggi, l'ecologia. Olea, sei qui? Dis-moi qui so qui. Salute, come sei? Vabbè. Allora, dimmi appena, oggi si parla di l'ecologia e penso che hai tanta faradici, che ne pensi? Questa è una tematica importante. Per esempio, sappiamo che il cambiamento climatico per il nostro bene ce la fa attento allo sviluppamento durevole. Ce la fa caso, questo hai ragione. Allora, oggi mi volevo proporre un gioco, giusto appunto, per imparare tutti questi gesti ecologici da fare, i gesti che lo gioco adobra, i gesti giusti, ne è vero? Allora mi parli appena di questo programma, che cos'è? Allora, è un programma di sensibilizzazione al risparmio d'acqua ed energia per i giochi, per le classi. Dunque, Benedict, è un progetto che hai fatto in scuola? E ti hai imparato a fare a te? Così si vede ciò che ce la fa, ciò che ce la non fa. E allora tutti questi gesti che hai imparato, sei capace di adobrarli in un quotidiano? Buona, allora Benedict, il programma è fatto proprio giochiamo amica. Allez, guarda a te. Allora, un bisu, a quale sei a situazione buona? A prima o a seconda? Allora, Agusti dice giugella è a prima. Buona risposta. Allora, di già spiegami appena che si basa, Agusti. Allora, qui, quando ce la fa bolle l'acqua, mettiamo un cubarchio per non perdere mica calore e così bolle più presto. E così non si svaporeggia mica, noi per l'acqua, se ma va cogere e basta, cioè che la fare di un desi per furia in furia. Allora, continuiamo su yoga, Agusti. Allora, qui, a un bisu, di a prima o a seconda? Dice Radio che qui di a prima. Bravo, perché qui è l'inverno e lui dorme sotto la guerta, dunque vabbè a caldo, ma lui dorme sopra la guerta, ma mette un radiatore. E dunque c'è una differenza di livello di temperatura. Frase all'energia. E frase all'energia. Sai che passa in furia, giochiamo, ci campiamo e volerebbe stare con te, ma è di già giunta l'ora di salutarci e ne voglio sapere appena di più, non hai differenti livelli di sottudera, tutti questi strati. Chi ne sai tu, Lea? Cascabè, che io di qua maestra di vata molizio. Ciregia. Che bello disegno. Che rappresenta Adar, so capisco è? Di Adar tagliata. Allora, chi si vede questi? Spiegami appena. Allora, qui di un magma, di un centro di Adar. Si può dire che l'Eugur, Benedict, che questo il calore è importantissimo. È pronto a scoppiare. E in giro? Dopo qui c'è un mantello. Un mantello, bravo. Allora io ti propongo di sapere appena di più, sta con noi e fidiamo insieme. Oggi ne muda imparare di più a nanta estrate di Ader. Ader è formata da 4 differenti strati: l'atmosfera, la biosfera, l'idrosfera e la geosfera. L'atmosfera è quello strato esterno che attorna Ader. È composta di gas che proteggono la pianeta dai pericoli di un spazio stratosferico, tali eruzioni solari o piccoli oggetti che volano nello spazio. L'ossigeno, elemento essenziale alla vita, si trova in sostrato. L'atmosfera è divisa in 5 strati principali: a troposfera, a stratosfera, a mesosfera, a termosfera e l'esosfera. Nel piano di Ader si trovano 2 strati:
a biosfera e l'idrosfera. La biosfera è composta di tutti gli esseri vivi. Su strato si stende in giù sino al fondo più profondo dell'oceano e in su sino a quasi 10 km sopra il livello del mare. La biosfera è composta di parecchi ecosistemi come la foresta, la jungla, la savana, il deserto o la tundra. L'idrosfera è costituita di tutte le acque a nanta terra, che la sia nanta l'area, sotto terra o in aria. L'acqua nell'idrosfera esiste in 3 stadi: liquido, solido e gasoso. L'idrosfera copre i 3/4 della nostra pianeta, è una quantità incredibile, ma solo il 6% è acqua fresca potabile. Ecco perché ci vuole rispararla. L'ultima strata è la geosfera, che si stende da un piano al centro della Terra. Sta strata sola e abitevole è composta da scogli, minerali, rena e altri materiali. La geosfera è divisa in 3 strati differenti: la crosta, un mantello e un nocciolo. Più si va a fondo, più fa il caldo. Ecco, basterà per oggi Sidelli. Ci diamo appuntamento per un altro filmetto. A presto! E beh, che sono una bellezza incredibile i paesaggi di Corsica e noi abbiamo una tenerezza particolare. Con l'aiuto di Dronuccio ne scopriamo ogni volta tutte le bellezze e le sue particolarità. Da le sponde alle sue gimme, a Corsica è la nostra terra madre. Seriamo capaci di riconoscere ogni scorno. È ora di giocare con Dronuccio. Oggi ci tocca trovare una città maggiore di Corsica. A Bigino c'è un centro di ricerche marine in agosto a sud di questa città. Il museo municipale è assai visitato spesso dai scolari. Il vecchio porto è un quartiere storico di città. Allora, l'hai riconosciuta? Bastia è una città di Gismonte di 50.000 abitanti. La sua agglomerazione è la più grande di Corsica. È da più di un secolo che è stato creato il museo di Bastia. Ci sono mostre in continuo e di poca durata in le sale messe a nu di un palazzo di governatori genuesi. Stella Mare è una piattaforma di ricerche marine impiantata a sud di Bastia. La squadra di scientifici lavora nella riproduzione della ligostia rossa e altre specie di un mondo marino. Chiamato Terra Vecchia, il suo vecchio porto campa in armonia con San Giovanni. 2 moli e 10 pontoni danno ai pescatori e a tutti i hotelli la possibilità di aggrottarsi in un luogo meraviglioso. Ma non si può parlare di Bastia senza mentare il grande porto di commercio. Oggi con Santo abbiamo davanti un'opera d'arte, abbiamo da cucinare un sole da mangiare. Basta un brusacci mica. Beh, così mangerei mano. Ah, tu allora, vedi, basta soffiare. Vedi, c'è sempre una soluzione. Beh, che ti trovi tutte queste soluzioni. Io ti propongo di scoprire tutti gli ingredienti della nostra sosola. Allora, ci volerà dunque 3 fette di baccalà, 2 rawane rosse, 4 bolli, di udiru ne ci toccherà piano 110 grammi, dopo 2 cucchiai a caffè di bechamel, 500 grammi di formaggio fresco, una rondella di cipolla fresca, una fetta di cheddar, dunque sugaggio arancio che tu bei di gusti, dopo ci volerà su pedrusello, gusti, ne taglieremo a penuccia, di paprika, curry, ranele di sesamo e poi
Semi di pappa vero. Vedi tutto che ci serve per fare una strasosola. Ci ne sai oggi ingredienti. In tutti i casi musca veramente vero. Ah, è una gampa. Bon, tu mi taglierai appena su vedrosello e poi un qua di bolla e io ti propongo di cominciare subito la nostra strasosola. Andiamo. Partiamo. Allez. Tazza o bescio a cubetti. E fa lugoce 5 minuti a un microonde. Tazza a pezzucci rawane rosse. Sbuccia i bommi. E fa ligoce 15 minuti in acqua salita. In un sbattitore elettrico mettiamo i bommi gotti e rawane rosse e udiro. E ne vemo una vappola. Tazzemo bedruselo fine vino in qua coltella. Piano e ide. In una forma d'ondola mettiamo un bescio appena di bedrusello e un pizzico di sale. Mettiamo sopra a bappina di rawane rosse e di bommi. Scordate di mettere prima o formaggio in congelatore da formare bianede. Femo usole e bianede di un nostro sistema solare. Fate uso e gorro spaziale. Femo e strisce da ampie di besciamella. Non ci scordiamo di raggi di usole. Né di l'anelli di Sadurno. Osa, guarda qui il nostro lavoro che meraviglia, un'opera d'arte, non ci ferma più che a passare, che ne dici? Oh, si non parla ogni giorno, anche che lo si può mangiare il sole. E infine, il sole non si potrebbe mica mangiare, ma possiamo scoprire il sistema solare. Allora andiamo a vedere a Paxi, ci verrà scoprire il sistema solare, Berri ci porterà dai pianeti pedrigosi, noi lo si regalo, Berdi e pianeti giganti, noi lo si secca il freddo. E anche scoprire un luogo dove si piattano le gommette. Io ti propongo di andare a trovare Paxi, che ne dici? Andiamo. Allez, a te Paxi. Salute, mi chiamo Paxi e vengo da una pianeta lontana. Sono giunta a Terra per scontrarvi e contarvi tutte le mie avventure spaziali. Siete pronti a esplorare il vostro sistema solare? Ah, mi piace tanta figlia a stelle. Non dai studente che voi siete così numerosi a sto spettacolo. Ma non sarebbe meglio avere cose da voi spazio? Aio, andiamoci! Ecco, a vostra pianeta, a Terra. Avete che una medaglia chiara mentre che l'altra è scura. A Terra gira. A metà orientata vedi il sole schiarita. Ci facevano i fatti, mentre che a metà orientata in una direzione contraria è scura. Di fatti ci face notte. Ci vogliono 24 ore a Terra da fare un giro completo, una giornata sana. Ecco, figlia da luna che gira in cerchio a Terra, o come la si dice, che orbidea in giro a ella.
A sapete che Adera orbitava in giro al sole? Adera e a luna stanno sempre insieme. Adera lì c'è un anno per fare una vita sana. Prima c'è da avvicinare al sole, ma mica dopo, non voglio mica tornare a bruciarmi le antenne. Il sole è la nostra stella, è caldissimo e ci dà lume e calore. Adera è la una sola. È una di 8 pianeti a orbitare in giro al Sole. Diamo un'occhiata. E 4 piccole pianete pedregose più vicino al Sole. Mercurio, Diana e l'Alba, Adera e Merzu. Mercurio è vicinissima dal Sole. È la pianeta più chiusa del sistema solare. Diana è meno calla, la sua aria zeppa e fitta e tossica per gli umani. Meglio verrebbe a te un moello odioso che stadia e tossica anche per me. Lei mi viste già, a vostra pianeta è assai particolare. È la sola pianeta di un sistema solare che sia coperta d'acqua liquida, di fiumi, di lavi e d'oceani. È la sola che accoglie la vita come la conosciamo. Merzu è coperta da una polvere rugginosa che gli ha usato colore rosso-arancino. Ecco perché la gente la chiama a pianeta rossa. Forse che l'acqua c'è stata qui un bello pezzo fa. Figlia di qua là. Dopo a Merzu ci sono parecchie pedroncule più chiughe e chiamiamo l'asteroidi. Ce n'è milioni. Costituiscono la cinta principale d'asteroidi e orbitano di noi in giro al Sole. Più lontano dal Sole ci sono 4 pianeti smisurati davvero, assai più grandi che la Terra. Abbiamo Giove e Saturno, e gigante gasose, e Urano e Nettuno, i giganti Godru. Ecco Giove, la più grande pianeta di questo sistema solare. Così bella queste strisce gasose, non vi pare? Arrende da carrozze che poi ride è una tempesta giriocula. Chi face 2 volte a misura della Terra? Ma sapete che parecchie pianete hanno sua propria luna? Come la Terra, Giove ne ha più di 60. E figlia di Saturno, quei anelli spettacolari. Sono fatti di miliardi di pezzucci di cotro, di pietre e di polvere. Urano e Nettuno sono davvero quadrate e fulminose. Non ha più tanto voglia di andarci in vacanza. Abbiamo visto tutte le pianete di un nostro sistema solare e qualche asteroide. Che ferma? Ne volete sapere di più? Allora, andiamo, allontaniamoci ancora di più dal Sole. Face freddo davvero e scuro qui è piuttosto una pianeta nanula. Beh, chi sono soggetti scuri? Paiono rosse occhi in neve imbruttata. Aspettate, ce n'è una che si avvicina. Avevo capito, è una cometa, è fatta di scogli e di cotro. Si assomiglia all'asteroide che abbiamo visto prima, ma vi posso dire che le sono sfarenti assai. Questa qui parla per il Sole. La prossima volta ne seguiremo una per vedere ciò che si passa. E qui è il sistema solare. Una stella, il Sole, 8 pianeti, più di 100 lune e milioni di asteroidi e comete. Che luogo appassionante! So una linea di giratondo e così triste mio mondo. Vabbè così. E qui. Ah, o santo, sei qui! Ti cercavo! Non trasmetti, un po' mi imparavo, come si faccio ribì, come si facciano. Ma la conosci? Voleva che gira intorno. Appena conosco, no? Allora ti propongo di farci scoprire vita. Sei pronto? Allora abbiamo visto la prima parte, la prima strofe, e eravamo a Giravitture con Bitturone. Ci presenti? Giravitture con Bitturoni e caravane i camioni, un movrundamme cambia colore, un liumieco più manco un fiore.
Perfetto, hai fatto certi progressi tu? Per una volta. Grazie a Giampaolo. Ma da qui a poco già dava un concerto, sono sicura. Sì. Mi ha aiutato. Chi fa? Lavoriamo a Pennuccia Oridi, murantunque. UGI appena, come fai? Cira vittura, con vitturoni e garavane, i camioni, un mio brundame, cambia colore, un lumine, più manco un fiore. Una, a dimmo le parole senza musica, perché chi ce la capisce? Io di una walsa, di betta un ritmo, veramente. Allora, girabitture. Con bitturoni e garawane i camioni, un vrundamme cambia colore, un lumivego più manco un fiore. Cantiamo repino. Una liu i giratondo e così triste lo mio mondo. Una liu i giratondo e così triste lo magnifica, oggi ci campiamo. Allora, sapete, io quando canto, quando ho veramente attività artistiche che mi piacciono assai, ma mi piace anche il disegno. E oggi, se noi abbiamo fatto un disegno di betto all'ecologia a tematica, che avresti fatto tu, Santo? L'ecologia, non so, a natura, un disegno da manto di natura. Vedi qui, per tutta la creatività. Ma o meglio, è andare a trovare a Tito e uso di to che è lui che faceva i disegni. Salute, oggi mi impara a fare un aliu per fare starburo magnifico e mi ha cominciato per fare un fusto appena largo che è un aliu di una certa età. Dopo attacchiamo a fare i gamboni appena più grossi e rambille. Ne vengono le poche che così si buono a facca la gillina ogni tanto per faccio una canzone o per farsi un nido e rambelle più o meno fine poi deve appena come la vi pare o tutto gli ricopre a gima di uno starburo. Dopo queste rambelle non ho visto e ma va tracce che mostrano che l'arboro ha la scorsa appena inchiorciata. Dopo attacchiamo a fare le fronde. Allora ce n'è parecchie fronde, Facciamo un giro di tutte le rambelle. Dopo le fronde abbiamo attaccato a fare la lieve, che è un frutto di starboro qui. Allora, lieve nere qui, piccoli punti, ne metti da appena diritta, appena manca, che ci permetteranno di valore qui nu. Lo starboro è contento, fermoli gli occhi, e un bello sorriso. Accanto a starboro, le mava un bello sole che l'accompagnerà. Non tu monte o a gullina so è l'arboro tesoro, so così fiu, so la liu. Quello che dice mi innamoro di vedere il sole ogni mattina, di cresce mezzo a sto egoro, mai un olio e sebrio per i alabi tutto muoro. Santo, che scrive? Mi vogliamo una mano per nettarsi i cuscini guida brutti? Avanzi po', cosa dici? L'ho fatta 2 giorni fa, poi ti dico un si buon mica. E perché? Come perché? Ma posto che ora c'è la più bella Miss di Londra
cada guntacce so alle vole. Dico berrida, voce a posto. A so che tocca a ella, a nostra gara miss. Ma un va più tu, eh? Si fritto d'amore per ella? In campo. Ma sai che c'è da contare a vola di montagne d'oro. E di ella che è fatta d'oro, di un gioiello, spampilla quante usole. Mi pare di sì, ma non ti deniamo più. Bon, ti voglio più aspettare, andiamo a ridurre la nostra Lady Risenbock che ci conta a vola di tre montagne d'oro. L'oro. How many times must a man walks down before you call him a man? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The wind, one, two. Mi faccio pensare a una vola, a un'idea sante. Allora, come on and sit down, sideli. E qua vola di edre montagne di l'oro. Una volta c'era una boera d'idea d'una grande bellezza che aveva due sorelle, un principe cascò innamorato e adomandò in matrimonio. Poco dopo le nozze sono state annunciate, un pranzo ha durato 3 giorni. Quando i sposi si ritrovano soli, il principe disse: ci vuole che dica qualcosa. Sarai con te tutta la settimana e farai tutto ciò che tu vuoi, avrai tutto ciò che tu chiedi, ma il sabato non mi cerca. È così, è un segreto che non ti posso mica balisare. La principessa tutta usò amore e giurò, e così fu fatto, because the prince wants his weekend. Vi ricordate di due sorelle? The two sister. Tutti i giorni ripetiano a boera sposa, e quello là cosa verrà? Tutti i sabati, di bugiardo, di biata qualcosa, tititi e patati e patata. Insomma, chi ha vinela, te di spia al principe, per sapere dove andava. Ha visto un affare straordinario, terribile, spaventoso. Il principe gli era in traccia di diventare un sarpo. The became a snake. La principessa tirò un muglio e l'incantesimo piantò. Il principe, con una voce piena di lacrime, disse: oh, ma hai traito, begui d'amore è un nemico abbastanza forte. Allora mi ne ho lontano in una città che si trova in le 3 montagne e l'oro. Non mi vedrai più. Allora sua moglie disse: ma posto che è così, andrà io a trovati in le 3 montagne e l'oro. I want to find you in the Golden Mountain. Se tu frusti sto baio i scarpe di selu, e se tu ampi sto viasco i lacrime, e se tu giungi a trovarmi dando forse di boera di perdona e du golpe e smarito. La principessa viaggiò giorni e poi giorni, days after day, aveva portato con ella una duaia miracolosa che aveva copresi di roba da beie e da mangiare, un paio di otte fadate che vi portavano in un lampo in 2 bauliade, un mantello di visibilità. The princess goes away with the magical tablecloth, boots and coat. Very astute, isn't she? Allora, gradusine a eote biadio più lontano e più in furia si aggiunge davanti a una d'ora. Era adora di tutti quanti. The Winds Tower. E sono giunti tutti quanti, Montese, Scirocoli, Beccio, Gregale e Tramontana. Tutti i famigli da corso Montusano. Allora Duaia fu sparsa e dopo aver mangiato Tramontana disse: boh, ci sono andato oggi a dodre montagne e loro. Di un bel paese pronto a festeggiare perché il principe prepara le nozze. Quando l'anteso stanno dice all'occhio di principessa erano pieni di lacrime, the eyes full of tears. Un pian di amica che ho dato da portare a dodre montagne e loro. E così fu fatto l'indomani, la principessa si ne ulò non talale di uanto, sino a 3 montagne e loro. Il palazzo era guardato, ma ella, cuso mantello di invisibilità, cosa ha fatto? È intruda. Fra 2 lumere, allungato annanto a un letto, dormia il principe. Allora ella, a giovanotta, s'avvicinò e piano piano si messe a cantare
i scarpi verus o frusti, o fiasco di lacrime pieno, ma tu ti ricordi più di me? Boh, tanto principe Abrelò ti riconosce, e quella che l'ha sempre tenuto caro, bego che d'amore proprio forte, you love is very strong, per giungere qui hai francato tanti pericoli e ti voglio perdonare, domani faremo una nozza e così a Regina diventerai dietro montagne e l'oro, e così fu fatto. Così arriviato a sua moglie e tutto si passa due e qua leggera a pranzo in nozze a tramontana e voilà. Fa la vuletta entra in calzetta, d'idea ostra che a me detta. Sarà vero o no? Anta da sapere. You have to go to know. E anche qui a Fabriguccia, un'emissione per i zideli fatta di noi dai zideli. State attenti e se la vi piace, mandateci anche voi a vostra broa. A voi zideli! Vengo verso de montagna immacolata, vengo verso de porti la mia scarpata, a voglia di campo con te, vengo verso de per scoprire sta su gente di vita d'amore, chi darà la gente, a voglia di campo con te. Come la geluverido con un po' più là, con un po' plumido, con un po' più campo, con un po' più campo senza te. A colomba bianca di rossetta cada, un po' pure stampo di rasa stratiata, e va ne verso te. Contro la nazione, venne verso te per la corsica nazione. Chi sarà libera con te? Come la geluverido con un po' più là, con un po' brunido, con un po' più campo, con un po' più campo senza te. Per luna me chi porti tanti popoli piangere li sa morti, ma veniamo verso te. Gesto nome chi riomba, gesto nome chi ci porta. Cosa? Così buono sto sole da mangiare. Ma attenzione, bisogna un mangiarlo solo. E quando due onne so sole sotto il sole, cosa si può scrivere? Io scrivo un'onda. Io domando a Jean-Jean Trombetta. Io andiamo a trovare piuttosto Jean-Jean Trombetta. Buongiorno a tutti, oggi è avere 4 parole. La prima è strano, per parlare di qualcosa che pare mica normale o comune. Ma se noi aggiustiamo una lettera è avere strano, per parlare di qualche sia che sta a destra e con una mica pazienza si dice di no a zezzo. Ma se noi cacciamo la lettera R è avere stagno che può avere 2 sensi, una stesa d'acqua come lo stagno di Diana o stagno come l'étain in francese che è un metallo. E abbiamo di no stanu o stani, a terza persona plurale au presenti di un verbo sta. Pa compia, se non vogliamo fare una frase, potremmo dire è strano l'affare,
Ma stan chi vendo stagno e un fratello che è bello strano stanno vicino a stagno. A presto! O sole, o vento, galuiadera, l'acqua che corre, un mare, o anche a crescita di vegetali, sono sorgenti dell'energia rinnovabile. Sono energie che un poco o mica scarti evoluzione. Sono energie che non si frusteranno mai, al contrario delle energie stock come il petrolio, il carbone o altri. Impareremo uso adobro, giughiamo a proteggere la natura qua va briguccia. Impara è sempre un piacere. Energie rinnovabili. Sottenne l'energia a partesi da due origini differenti. Esurgente d'energia rinnovabile e esurgente d'energia mica rinnovabile. Oggi ne mudiamo impara di più a nanta esurgente l'energia rinnovabile. L'energia rinnovabile è un riferimento a tutte le sorgenti di energia senza fine presenti nella natura. Queste sorgenti di energia si trovano nella natura e si rinnovano di una maniera naturale, ecco perché sono senza fine. Ecco un epoca di tipi di energia rinnovabile tra i più conosciuti. L'energia solare viene dal Sole e giunge sino a noi in forma di lume e di calore. Per via di pannelli solari possiamo raccogliere l'energia solare e trasformarla in energia termica da scaldare l'acqua in sta casa. L'energia eolica viene da un movimento dell'aria o da vento. Per indetto, queste eoliane trasformano il vento in energia elettrica. L'energia di marosoli viene da un movimento di un mare o quando la marea passa da alta a bassa o viceversa. L'energia idraulica è prodotta dall'acqua che ammoniamo in delle vasche o in madrali. È il calore ammonzato in terra che produce l'energia geotermica. Questo tipo di energia è adoperato per scaldare una casa o produce elettricità, per esempio. Vediamo i principali profitti dell'energia rinnovabile. Rispettano l'ambiente, che non producono mica CO2 né gas a effetto di vetrina. Sono senza fine, che sono ottenuti da risorse naturali che non si possono dire nulla, ma che si ricostituiscono di modo naturale. Sono più primorosi della nostra salute, che non indiano residui tossici nocivi per l'uomo. Primorosi, senza fine, rispettano l'ambiente. Ma ci sono anche inconvenienti. Le risorse energetiche rinnovabili non si trovano in ogni luogo nel mondo. I paesi con poco sole un po' non producono energia solare quanto le altre parti del mondo. Ottenere energia rinnovabile non è un affare sicuro che dipende di fenomeni naturali che non si possono sempre prevedere. Per giungere ai scopi energetici mondiali e contribuire al rispetto dell'ambiente, ci vuole a tutti i conti primorare il passaggio verso l'energia rinnovabile. È così triste lo mio mondo, sono lì di giridondo. È così triste lo mio mondo. Vedi, un po' sempre questa canzone oggi. Ci sono quasi io. Ti riesci, C'è quasi. Sai che questa canzone dunque dice prima che la faccia parte dunque di scuola di canto scuola in festa e che questa canzone è stata registrata da un whisketto di girasole. Vedi non ta su whisketto. Ci sono tante bellissime canzoni. E io mi ne ricordo di non so come se tu ne conosci che si chiamava So Libertà. Riveniamo alla Livi, a me mi garba la Livi. Casca bene perché chi ha giunto un momento di cantarla tutta e poi di dopo che ci vediate potete evitare che le parole sono scritte in tuo schermo. Non vi sbagliate mica. Non vi sbagliate mica. Né di ritmo e né di parole. Vedi che tanto avete sospettate non ci vedo più nulla. C'è più vecchio, vedeteli. Sono lì di giridondo, è così triste lo mio mondo. Sono lì di giridondo, è così triste lo mio mondo. Quando campava per i monti
geli, i rigevia d'ordule merli, di emalive, col de vragnade, sine vegia, olio giarade. So una liu di giridondo, è così triste lo mio mondo. So una liu di giridondo, è così triste lo mio mondo. E dopo? Gira 8 ore con vittoroni E garawane i camioni, umo frondame, cambia colore, ulusi piuma con fiore. So una liu di giridondo, è così triste lo mio mondo. So una liu di giridondo, è così triste lo mio mondo. Che bella canzone e che piace torna oggi a Fabriguccia. La cantata vera. La cantata, beh, vedi. Andiamo un dischetto. Andiamo un dischetto. E ma l'aspettiamo e canteremo tutte le canzoni qui a Fabriguccia, ma sapete che a Fabriguccia è compia per oggi. Ha passato veramente una bella stunduccia con voi e spero che voi tutti vi siete campati, che avete imparato tutta la canzone, perché questa veramente c'ho la cantata. C'ho la cantata oggi spopolata. Vi salutiamo, vi dico di ritrovare, vi abbraccio di gore. A presto. A presto.